Va bene, dai, parliamo di cose serie. Calcio. Vabbè, via il dente, via il dolore, parliamo di quella. Allora, Mattias, un commento a caldo su Inter-Juventus? Boh, cioè la partita abbastanza, non direi scontata, però non il risultato non scontato, però l'andamento abbastanza, secondo me, perché l'Inter, boh, la vedevo più in palla, la Juve comunque è un anno che fa alti e bassi clamorosi, e boh, secondo me l'Inter ha fatto quello che non ha fatto contro la Roma, ovvero sfruttare le poche, vabbè, le occasioni che gli sono capitate. E la Juve ha fatto praticamente nulla, qualcosina al primo tempo, però secondo tempo soprattutto zero totale. Boh, poi ho visto anche una difesa della Juve abbastanza disorganizzata, insomma, specialmente sul gol di Barella. Lì sinceramente non riesco a capacitarmene. Cioè è stato molto tirato fuori dal cilindro quell'assist e poi quel gol, insomma. Sì, perché proprio era Frabotta che era andato a campi, non si sa dove fosse finito. Sì, più che altro, se non sbaglio, c'è Chiellini che è su Lukaku e quindi che è più sull'esterno Sì, e quindi non c'è in realtà un c'era riferimento Bonucci su Lukaku. centrale. Bonucci, ok, comunque non c'è un riferimento centrale, no? E Mhm. poi c'è uno squarcio tra il terzo e il centrale, no, per questo. E quindi Mhm. una diagonale ha proprio fregato tutta la difesa. Sì, Ronaldo perché che ride è un sì, po'... vabbè. Finito. No, perché c'era Danilo che era andato proprio a pressare perché l'azione da bastoni, no? Quindi Mhm. aveva accorciato su Young, non mi ricordo chi era l'esterno sinistro. Quindi è andato a scalare Bonucci su Lukaku, Sì, no? sì. Chiellini è andato al centro e Chiellini deve chiamarselo Frabotta, no? Se no nessuno chiude il taglio di Sì, Barella. Evidentemente non si sono parlati. la Juve in generale ha giocato male. Proprio, secondo Sì. me, Senza Sì. dubbio. peggiore partita di quest'anno. E secondo me, Sì, vabbè, specialmente a centrocampo. centrocampo, sì, Perché centrocampo l'Inter ci ha cioè dominati. Barella e Barella ci ha dominati, Vidal sì. dominanti su Ramsey e Rabiot. Barella ha Cioè il fatto una duello partita... principale. Però sulla carta, se devo dire, non me lo sarei aspettato perché comunque Rabiot e Bentancur sono due signori giocatori che comunque Mhm. riescono a tenere anche per quanto riguarda la fisicità. C'erano momenti in cui Barella, che era a metà di Rabiot, se lo mangiava Sì, ma... e boh, questione di atteggiamento, secondo me è stato proprio quello. La Juve No. partiva con l'idea di difendere il contropiede o la manovra aggressiva dell'Inter. Non si è concentrata molto sulla costruzione e non cercava di rubar palla, cioè tendeva a difendersi, però male, perché Mhm. con giocatori come Hakimi, per esempio, non so se avete presente il primo gol. Cioè Hakimi che si Sì. accentra e gli vanno addosso tre giocatori e Barella è da solo sulla corsia di destra e poi fa il cross. E quindi sono Mhm. giocatori che secondo me, boh, poi io sono l'ultimo dei coglioni, però non doveva difendere così la Juve. Sì, la partita secondo me è Doveva... stata sbagliata completamente mm, da tutti, in primis da Pirlo, perché sì, non è stata costruita bene No, proprio dall'inizio alla come fine è è stata, sbagliata. sì, è stata È messa in vero. campo la squadra. Vabbè che bene o male, cioè, non c'avevi Dybala che contro l'Inter sempre fa una grande partita, però È vero. vabbè, Non cioè, avevi De Ligt, non avevi non avevi De Quadrado, non Ligt, avevi non avevi Alexandro, Quadrado, cioè non avevi sono Alexandro, non quattro avevi titolari. McKennie è Sì, fatto entrato... sta che anche, cioè, nonostante quello, non te l'aspetti una Juve che si presenta al derby d'Italia così male, No, Mm. infatti. perché proprio Guarda, ho visto il hanno gol creato 1-0 veramente della poco. Juve, che poi è stato annullato, e Mm. lì se gli davano il gol la partita ovviamente era totalmente diversa, perché Vabbè, poi la Juve sopra di un gol è un'altra squadra. sì, però vabbè, Mhm. insomma, a parte che comunque quest'anno non è la Juve degli anni scorsi, perché più volte quest'anno gli anni scorsi, soprattutto magari con Allegri, la Juve andava sopra di un gol e non dico che la partita era Mhm. finita, però Eri era sicuro? un'altra Juve, sì, eri molto più Eh, sicuro. Quest'anno la Juve va sopra di un gol, come avevo visto contro l'Atalanta e poi a inizio stagione che abbiamo perso molti punti. Comunque un gol credo l'abbia quasi sempre preso quest'anno la Juve, non so. Nonostante, sì,
cioè fosse comunque la miglior difesa o una delle migliori due. È la Una miglior delle difesa. migliori, sì. Boh. A livello di numeri, se non sbaglio, è proprio la migliore. E l'Inter ha il miglior attacco, no? Avevo sentito questa cosa. Sì, Boh, poi l'Inter, bisogna sempre vedere l'Inter gioca bene, con secondo chi me. prendi. L'Inter ha giocato, secondo me l'Inter non gioca bene, gioca in maniera efficace Sì, è il e gioco di contro la Conte. Juve, È il gioco esatto, di contro la Conte. Juve ha raggiunto, non dico la perfezione, ma un Che ottimo poi, livello. che poi non gioca bene proprio come diciamo noi giocare bene, No, però Sì, non l'Inter è... comunque è una squadra che alla fine prova sempre a cercare Lukaku, no? Però comunque la vedi che gioca dal basso, cioè Andanovic Mhm. gioca veramente come un mediano. Diciamo che tutti i giocatori Andanovic parte... sono inclusi nella manovra, quello sicuramente, perché esatto, se cioè è molto vedi il verticale. girare, Però. sì, ma girare palla esterno, spesso lo fanno, spesso in maniera quasi fastidiosa. Poi sì, il fulcro dell'azione è palla centrale, Hakimi che la dà Sì, a ma Lukaku perché o no alla Barella. fine? No, Sì, il Perché però, no? fulcro, cioè, il Se lo fulcro hai, cioè, è Lukaku, diciamo. Cioè, sicuramente senza sì. Lukaku, Forse cioè, è un anche po' il troppo a faro. È volte. un po' il faro, sì. che però se pensi contro la Juve ha cercato di neutralizzare il gioco di Lukaku e Lautaro, che diciamo che l'ha fatto, anche se comunque Lukaku spesso ha dominato, però non è riuscito a contrastare altre giocate, altri giocatori. Sì, quello è vero. Sì, ma Lukaku è uno che anche ti fa la partita che non segna, non dà assist, però ti porta via marcature su marcature. Chiellini ha dovuto fare, cioè Chiellini è uno duro cacchio, cioè, Mhm. cioè Lukaku comunque, come hai detto, ha dominato a tratti contro uno come Chiellini che non tutti sono in grado, insomma. Più che altro c'è gravità, comunque Lukaku, cioè non puoi Esatto, lasciarlo però libero in qualsiasi momento e quindi ci deve essere sempre come gli Chiellini che gli attaccanti sta... top alla fine, i Sì, è grossi vero. attaccanti sono così. Sì. Guarda, è stato bellissimo quello scambio dove Lukaku va via con un tocco tipo a tre quarti campo, ritorna Chiellini in scivolata, Sì, ho Sì, visto. salva sì. perché lì No, un bello tirava. scontro quello. Sì, sicuramente. Chiellini ha dimostrato comunque di essere ancora tra i migliori difensori del mondo, secondo me. Assolutamente sì. Non so Sì, se è sì, è mai uno stato di messo in quelli che discussione, però. ancora dubbi, o forse c'erano dubbi cioè più che Più che altro altro l'aspetto sull'età, fisico. sì, su Esatto. Sì, poi si è infortuni, come infortunato, sarebbe. esatto. Lui è Quindi è un uno ancora po'... di quelli di difensori duri, cioè uno di quelli che ti marca proprio Sì, sì. poi stretto. a tratti, cioè Lukaku si vedeva che stava un po' girando i coglioni. Vabbè, Perché però Infatti, buttava però per insomma... te. vedi, loro sono due grandi sportivi, Sì, sì, cioè è vero. Chiellini gli ha tirato un calcione proprio sulla fascia e si sono alzati, sono andati in 5. Sì, è vero. È stata una bella Poi sfida che, vabbè. il Milan invece continua a vincere, continuando a parlare di vertice, insomma. Il Può Milan sembrare continua a scontato, vincere, fare ma doppi. cioè, sinceramente neanch'io mi aspettavo così bene, perché la realtà è che cioè, vince sempre, o quasi, insomma, dà abbastanza sicurezza anche, diciamo, il modo con cui approccia le partite. Sì, quello è vero. Però, secondo me, non dico, cioè, secondo me non vince il campionato il Milan, però vabbè, questa è un po' un'opinione Però l'arriva di, fino di alla nessuno. fine. Se la gioca Quello fino alla senza fine dubbio. Quello sì, si lo gioca fino alla fine, però comunque secondo me l'Inter secondo me è quella che quest'anno vince il campionato. Spero che lo vinca la Juve, come sempre, no? Però l'Inter la Come vedo... sempre, se no. L'Inter la vedo bene più che altro perché secondo me proprio potrebbe essere il coronamento di un percorso che è stato cioè io sono fatto. d'accordo, ma sai cosa? Cioè secondo me il Milan arriva fino in fondo, ok? Cioè magari non vince lo scudetto, però secondo me arriva fino in fondo a giocarsela. Poi quando arriveranno le partite in cui devono scendere in campo e dire dobbiamo vincere, se no ci scavalcano, secondo me lì cominceranno un po' a Potrebbe essere Perché anche... comunque è una squadra e l'Inter la giovane, vedo Sì. più al di là di preparata su Ibra. questo aspetto. Boh, sinceramente Conte è stato preso per quello. Infatti li vedo più preparati per un eventuale scontro proprio alla pari, no? Ma devo dire che al di là della scaramanzia anch'io sono positivo, lo ero a inizio anno, lo sono anche adesso sinceramente. Anche se il modo,
i moduli, la tattica di Conte mi sta un po' stretta, ecco. Sì, però se alla fine vinci, cioè non gli puoi Sì, dire nulla. esatto. E se Chapeau anche non a vinci, Conte. confermeresti Conte? Guarda, probabilmente Conte va via lo stesso, no? Perché comunque si sente Anche se di una vince? nuova entrata in società di altri. Probabilmente andrà via lo stesso. Però mi Mhm. sembrerebbe logico anche nell'ottica che entri qualcun altro in società. Perché a quel punto metti che qualcuno prende la maggioranza, vuole un altro allenatore e ci sta. Però Zhang ha detto che Probabile. non vorrebbe dare la maggioranza. Anche Marotta ha detto una settimana prima dice che le voci sono infondate, la settimana dopo dice che Suning sta valutando. Quindi non so bene, non so neanche io È sempre un po', cosa cioè, dire. difficile poi sapere la verità su queste robe ogni Mhm. volta. So che comunque l'Inter cambierà logo ad aprile e Mhm. poi prenderà tipo nome Inter Milan per la campagna, insomma, per il rinnovamento. Ho letto. Ho visto un tweet che Mm. mi sembra Marchisio aveva messo like o qualcosa del genere, in Mhm. cui vabbè c'era nuovo stemma dell'Inter, era praticamente il nuovo stemma della Juve, perché insomma un po' ci avete inculato tutto e quindi vabbè era un po' questa Comunque sarà sicuramente in linea con la modernità, insomma, di quella della Juve, secondo me. Sarà qualcosa di Chiaro. minimale, ecco. Mhm. E Però minimal sinceramente Ah. mi piace più che altro perché vedo la Serie A che sta andando verso un percorso di miglioramento di tutti, Sì. non so, non Mhm. tutte le squadre, perché ci sono comunque squadre che in Premier League, cioè in Inghilterra non sarebbero in terza categoria, però sì, comunque stiamo migliorando, perché anche comunque il Milan che non credo abbia un percorso come quello che ha l'Inter, ha puntato su tanti giovani, è un progetto per il futuro, non è un progetto l'anno, cerchiamo di vincerlo, poi non so, fanculo, come alla fin fine gli ultimi anni il Milan è stato abbastanza così, prendere giocatori un po' Sì, per sì, andare cambiavano avanti, 20 allenatori. queste cose qua. Beh, secondo me tutto questo si può abbastanza collegare all'arrivo di Ronaldo. Avevo visto anche un video, tra Sicuramente. l'altro, cioè l'effetto Ronaldo che ha avuto comunque sul calcio italiano. Alla fine è stato una buona cosa comprarlo alla Juve, al di là di tutto, è stato un buon affare. Sì, sicuramente. Poi dovrebbe rinnovare Poi anche vabbè, Ronaldo. Non so, ho dubbi su questo, sinceramente. sì, Secondo me va anch'io via a ho giugno. parecchi dubbi. Secondo me non dico che... Cioè, più che altro lo vedo come... O se ne va a zero, sì, a giugno, però non so dov'è che vada. Secondo me Cioè, massimo farà un altro anno alla Alla Juve, Juve. ma rinnova sì, un ovvio, se anno, rinova, perché rinnova un anno. poi Se Non lo so, rinnova poi un anno e ti dico, veramente forse non rimane neanche, cioè rinnova per avere l'anno e per essere venduto, e così almeno la Juve ci ritorna un po'. Ma con che motivazioni rimarrebbe? Cioè, a mio avviso rimane se cambia allenatore la Juve. O se vanno fino in fondo quest'anno. O anzi, forse il fatto di arrivare fino in fondo, metti in Champions, magari vincono, secondo me sarebbe un buon motivo per lasciare. Sì, beh, sicuramente se Juve. vinciamo la Champions sarebbe un buon motivo per lasciare, perché hai portato la Champions alla Juve, non hai vinto il campionato, perché secondo me se vai a per vincere la me Champions il campionato... due prospettive su tre, lui lascia, secondo me. Cioè, o arrivi in Ecco. fondo e vinci e lui lascia, secondo me, come è giusto che sia. Giusto? O arrivi in fondo e perdi, e secondo me lì molla lo stesso, perché comunque se la Sai che Juve, forse non lo so. un caso in cui riuscisse ad arrivare in finale o in semifinale, quest'anno secondo me può dirsi chiuso proprio il ciclo, completamente. E con Sono Pirlo d'accordo. ricominci senza cambiare 10 allenatori di fila di nuovo, ricostruisci. Oppure secondo me se la Juve si fermerà ai quarti o metti ai quarti, ok, secondo me un annetto se lo fa. Sì, ma se la Juve esce ai quarti la società esonera Pirlo. Sì. Cioè, Più non che lo altro, farei, se la Juve esce ai quarti, metti che arriva, non so, ti vince anche la Coppa Italia,
però non vince il campionato, la stagione è fallimentare. Senza dubbio. E quindi Cosa fai, lo cambi? Pirlo... cioè non lo so in realtà, però se la stagione è fallimentare, cioè alla fine hanno esonerato Sarri che ha vinto il campionato, cioè... Però vedi, Sarri- secondo me su Compirlo è più, cioè l'hanno preso proprio per ricostruire tutto, Questo è vero, riniziare. e a me sta bene sinceramente, perché Pirlo a me piace come allenatore, a parte l'Inter che l'ha sbagliata completamente. Secondo me Devi considerare che sta la Juve facendo di la prima adesso... esperienza ora. Sì, infatti la Juve adesso comunque secondo me gioca abbastanza bene, cioè ci sono sprazzi in cui ci sono begli schemi, ci sono gioco organico, e quindi dici, se ci si lavora sopra, se si costruisce una squadra attorno a quello magari che vuole Pirlo, giocatori duttili, perché mi sembra che lui gli piaccia mettere un po' i giocatori a caso, McKennie trequartista, Sì, più che altro si muovono molto, cioè si Vabbè, non so muovono se con avete quello il campo. visto Liverpool Manchester United, vabbè che lì Klopp sì, è l'ho stato visto. obbligato anche per il Covid, per gli infortuni, però c'era Henderson e Fabinho, difensori centrali, Mhm. Fabinho se non sbaglio. Fabinho e Hanno Hanno Henderson, pareggiato. giocato, cioè nel senso, hanno giocato bene. Hanno Poi fatto sai una bella che io, partita io- perché io sinceramente non ho visto la partita, ho visto la formazione, ho visto... Sì, ho visto la partita e ho visto in realtà solo il primo tempo, e il Liverpool giocava meglio sicuramente dello United. Che è primo lo United, Lo tra United l'altro. sì, e infatti No. io spero che vinca lo United quest'anno, un po' perché sono romantico, a me lo United è sempre piaciuto. Però Io sicuramente la non butto è la là. squadra migliore, cioè... No, Per non me è lo la vince. squadra migliore, però... Per me il City quest'anno lo vince. Secondo Sì. me rimonta. Sinceramente Non lo lo spero, so, probabilmente lo vedo più andrebbe in via palla. Guardiola. Non so a che punto cioè, se sia pronta per la vittoria della Champions, sinceramente la Champions è molto un'incognita. Sì, Almeno la Champions è adesso. un'incognita. La Champions Però giocano un po' tutte le squadre, poi vince o il Real o il Bayern o Sì, Barcellona. infatti. Le solite 3-4. Vabbè, però gli investimenti del City, cioè, sono portati per una conclusione, almeno arrivare fino in fondo in Champions. Cioè, ti Sì, prendi quello è vero. Guardiola, ti prendi 500 milioni di difesa, 300 milioni di centrocampo, non punti a vincere il campionato, no? mhm. Stesso Chiaro. discorso la Juve con Ronaldo, cioè... Beh, la Juve con Ronaldo, vabbè, c'è stato il primo anno, i primi 2 anni che la squadra attorno a lui era comunque una squadra di giocatori con alta valutazione, che comunque, vabbè, non è neanche vero, perché certi giocatori non arrivavano, cioè non è che avevamo tutta la squadra che ogni giocatore era un 50 milioni. Beh, No, un buon tre assolutamente quarti no. sicuramente. Tre Però. quarti, Cioè, però adesso sinceramente pochi li vedo che hanno un'alta valutazione nella squadra della Juve. Vabbè, a parte Ronaldo, Dybala, che comunque secondo me è comunque... Più che altro dici status, cioè Status non li adesso, vedi sì. importanti, cioè li vedi Sì, più infatti, cioè non c'è Chiesa, non c'è un così. Kevin De Bruyne. Ok, quello sì, c'è... posso dar ragione, ok. Quindi, Infatti io la Juve, l'avevo già detto, mi pare che non la metto ai livelli di proprio delle mega top, no, d'Europa. come Secondo me roster, proprio come squadra, esatto. no. Se tu guardi, non compete proprio, No, però come squadra no. È vero. se no giocherebbero i soldi, se no però non è così. però fino a alla 2 anni fine... fa sì. Sì, ma comunque siamo arrivati in finale di Champions con Sturaro, con Rincon, cioè Sturaro, Rincon, cioè adesso lì ci pensi e dici, anche ai tempi non è che fossero giocatori di qualità. Quindi in realtà secondo me la Juve è sempre stato un po'... Sì, ci sono stati fenomeni, perché ci sono stati momenti in cui Dybala andava a valutazione di 120 milioni, c'era Tevez, ma anche lo stesso Morata era forte, ma anche adesso, vabbè. Sì, sta facendo... E poi, vabbè, la difesa, Chiellini, Bonucci, ai livelli, quando siamo arrivati in finale di Champions quei 2 anni, erano signori giocatori, anche molto richiesti, quindi non sto mettendo in dubbio quello, però comunque non abbiamo mai speso i soldi come li spende un PSG, come li spende uno United o un City. Trasferiamoci nell'altro continente. Stanotte ho visto Milwaukee Brooklyn, devastante. Kevin Durant, bisogna iniziare così perché mi ero un po' dimenticato quanto fosse forte quel giocatore, però vabbè, me lo sta ricordando di notte. C'erano dubbi
c'erano dubbi per l'infortunio, cioè io non ne avevo dubbi perché Sì, insomma ok. è tipo Mhm. Dio, però c'erano dubbi perché l'infortunio non è che si ritorna così facilmente da un infortunio del genere, però cioè, sta facendo Mhm. vedere che riesce a fare partite da 45 punti facilmente. Cioè E possiamo poi dire è che è il più forte piaciuto. con LeBron? Si Secondo può me dire Per sì, me sì. questo? secondo me Ok. sì, adesso come adesso sì. Secondo me dopo loro due c'è Anthony Davis. Sì, E Anthony Kawhi. Davis e Giannis li metto lì, Sì, Kawhi Leonard. Guarda che Forse metto Kawhi un po' veramente più anche lui è su è vero. spaventoso. Cioè, è una macchina. Sì, sì, Può quello anche sì. Leonard, lui veramente cambiare l'inerzia delle partite. Kawhi, sì, è assolutamente. vero, è vero. Però, sì, forse perché i Clippers non è che mi piacciono molto né quest'anno né l'anno scorso, quindi non li valutavo così alti, però... Però Sì, le due All-Star stanno facendo bene quest'anno, devo dire. ma sì, Mhm. infatti, sì, Anche sì. Paul George. Sì, sì, infatti, Beh, sta... Kawhi è un robot. Che altro Paul George sta facendo bene. Mm. quello è vero. Però anche, cioè, Game 7 l'anno scorso che hanno perso 3 contro i Nuggets, anche Kawhi aveva fatto tipo 0 Sì, beh, canestri o qualcosa del anche a genere. quello sarebbe dovuto servire Paul George. Non so, ti capita una giornata, no, su 90 partite. Ma sì, infatti. Capitato e ti fermava lui senza Non dovrebbe una capitare un spalla. Game 7 Bravo. perché quello... Ma comunque meglio Harden, Durant, Irving o Thompson, Curry, Durant. Beh, secondo me, a parte che non abbiamo ancora visto Durant, Irving e Harden assieme, Hai ragione. però su carta loro tre sono, secondo me, Dici più forti? imbattibili. I migliori? Su carta, bro, Beh, fanno sulla carta 80 sono d'accordo. punti, 80 punti Dici? assieme anche. Bro, Come chimica forse è Io quello. ti, io ti- Quello ti come dico chimica che sicuramente giocano molto meglio, cioè almeno per quanto abbiamo visto, quando Golden State giocava e non lo fermavi. Mhm. Era quello il fatto. Secondo sì, Però comunque me, stiamo parlando senza averli visti. Devono ancora giocare, hai ovvio, ragione. ovvio, questo sì, quello sì, è hai vero. ragione. Però, boh, cioè, allora, tralasciando il fatto che Thompson è, vabbè, il mio giocatore preferito, però avevi un KD che era al top proprio al top della forma, no? Mhm. Avevi Stephen Curry che non esiste un altro giocatore come lui nel pianeta e Thompson che insomma c'è anche un grande difensore. No, quello è Mhm. vero. Tra Sì. KD, cioè tra Harden e Irving non so, non credo ci sia un difensore migliore di Klay Thompson, insomma. No, cioè, Irving e Harden forse assieme non arrivano a metà di Thompson come difesa, ecco. Ok, solo per Eh, questo secondo me li vedo un po' più completi sì, però se tu c'hai loro di quello di tre, Golden State. se c'hai Irving, Harden e KD, puoi anche, secondo me, fottertene Cioè dalla dici, difesa e tipo ok, fare 50 Ma punti mi sa più della che squadra quella è la avversaria. loro mentalità anche adesso che non abbiamo ancora visto Irving, loro puntano a fare un punto in più dell'altra squadra. Almeno questo è quello che mi sembra dal loro gioco. però poi secondo me alla lunga diventerà un problema, perché tu troverai sempre le serate in cui non ne becchi una. Mhm. Quello è Anche se vero, hai quello è Anche a Kevin vero. loro, Durant, Harden, però anche a anche loro loro capiterà capita. tanto, sicuramente capiterà e non hai un piano B, tra virgolette. Quello è vero, più Cioè, che altro anche la panchina, te ne sei liberato a molta panchina prendendo Harden, cioè Levert e Allen, due grandissimi giocatori secondo me che in panchina esatto. lì facevano devasto, più che altro magari togli KD e Irving, ok, metti dentro Levert e ti fa punti, cioè serviva quello No, e no, ma infatti la comunque panchina è importante. adesso in panchina chi c'hanno? Vabbè, Bruce Brown, TLC. Che si sono privati del fatto di avere una panchina molto più lunga, sarebbe molto utile, insomma. Comunque non so se seguite, cioè, dove guardate gli highlights. Personalmente uso MLG Highlights spesso. Sì, anch'io. E MLG Highlights io non lo sapevo, ma commentano tipo noi il basket anche, no? E Mhm. alla fine dei video uno dei due tipo chiede all'altro Kyrie Irving è top 3 point guard in NBA ora come ora? E vi rigiro la domanda a voi. LeBron non lo consideriamo.
come point No. guard. No. Vabbè, l'anno scorso ha giocato la maggior parte. No, non considerarlo Però non in qualsiasi consider- paragone. Esatto, in questo non intendi. considerarlo con gli altri giocatori. Allora, secondo me Chris Paul rimane uno dei migliori di sempre come point guards Ok. e anche adesso sta giocando molto bene. Mhm. Poi Kemba Walker non l'abbiamo visto quest'anno molto. Per ora no. Lauri lo stesso, un po' gnec quest'anno. Hai detto secondo me i due più forti. La mia risposta comunque è sì. E lo posiziona al terzo posto dopo Curry e Lillard. Non so voi. Preciso come avrei fatto io. Sì, beh, Cioè, quest'anno secondo me c'è uno Curry... stacco proprio da Curry a Lillard, c'è proprio un Vabbè, abisso Curry enorme. anche lui è un leggendario. Bravo. Vabbè, best Cioè, shooter in the proprio- history of NBA e non ci puoi dire E nulla. poi metto Cioè. al terzo. No, non è discutibile come roba. No, infatti. E poi al terzo metterei anch'io Irving. Irving che comunque quest'anno abbiamo visto sì un po' di partite, però non è stato continuo, vabbè, per problemi personali, perché è un po' matto. Però quando gioca, vabbè che la spettacolarità è spesso un criterio usato per sottolineare l'efficacia, anche se non so quanto si dovrebbe usare, però è spettacolare, cazzo, è proprio fa Magia. certe cose Sì, che ma più che riesce altro a è il fare suo solo gioco. lui. Sì, è Sì, matto. Quello sia il basta. suo gioco. Non lo fa per fare spettacolo, secondo me lo fa perché Vabbè. anche lui è uno dei migliori dribblatori della storia dell'NBA, no? Mhm. Mhm. Sarà, esagero, dico top 2, no? Perché no? Vabbè. Anche il migliore, cioè nel senso, si può dire. Beh, sinceramente, cioè, quello che fa lui non è che ci sia mai visto. Cioè, è abbastanza unico come giocatore, a mio avviso. Anche nella storia ci sono grandi ball handler, però lui davvero sembra un'altra categoria quasi. Sai cosa Sì, più sì. che altro... Forse per fantasia anche. Sai cosa più che altro lui è stato cioè lui è un grandissimo ball handler, però assieme a quello è anche un grande scorer, no? Fa tanti Mhm. canestri Mhm. comunque, cioè se lui vuole può carriare una squadra. Mentre ci sono altri giocatori che ti potrei dire magari sono, non dico migliori, però allo stesso suo livello come ball handling, però non sono giocatori che puoi mettere come prima opzione in una squadra, capisci? E Sì, quindi sì, è beh, quello che appunto, lo hai rende. ragione. Dite i vostri hot take per questa stagione. Io la mia hot take sarebbe se i Nuggets riescono ad arrivare primi 3, no anzi primi 2 nella conference, Jokic MVP. Ma solo se arrivano primi 2, perché se no non lo danno a lui, chiaramente. Però sta giocando Io ti dico Kevin Durant MVP. Dipende poi secondo me da come cioè da come va la squadra. Per Quello ora è- secondo me è il giocatore più di valore che vediamo in campo per quello che fa. Per ora sì, d'accordo. Poi la stagione è lunghissima e Quello è Secondo vero. me sono se la tante sta giocando con incognite. Curry, Sì. per ora. Anche se secondo me Curry non verrà neanche preso in considerazione, per dire. Per la squadra, per i Warriors. Per la squadra, perché ha perso un po' di appeal. Boh, per una comunque i serie di Warriors cose. sono settimi per ora. Sì, ma stanno facendo bene in realtà. Cioè, Cioè, 7-6. molti gli avevano dato merda, incredibile. Vabbè, perché avevano iniziato malissimo questa stagione. Cioè, Kelly Oubre per 3 partite non aveva fatto un canestro. Andrew Mhm. Wiggins allo stesso non Era un po' non giocava assonnato. bene. Però adesso Andrew Wiggins sta giocando bene Mhm. anche difensivamente, che insomma non te lo aspetteresti. Però, boh. James Wiseman, grandissimo rookie. Infatti io me l'ero segnato Mamma se mia. parlavamo di rookie e lui mi sta veramente impressionando. Sì, Non è Rookie of the Year perché vabbè, la Melo. c'è la Melo che ora come ora sta distruggendo la Lega, però Ma però se lo meriterebbe però anche Wiseman Wiseman, sinceramente. no, sì. Vabbè, più che altro che statisticamente la Melo è di un altro livello in questo momento. Mhm. Sì. Vabbè, Bella. She stuck with me right now. She ballin', we